After Magic, Ocean Wave, Eufubina, Vulgra, che Vediamo. Sai niente di Andrea? Andrea, rispondi. Davvero hai dato le dimissioni? Non puoi farlo, Andrea. Non dopo quello che hai dimostrato di poter fare. Ti chiedo solo di tornare in reparto per qualche ora e fingere di essere il primario. Mi spieghi perché lo fai? Te l'ho detto, siamo una squadra. Abbiamo bisogno di te. Permesso? Dottor Fanti. Grazie, Doc. Sapevo che facevamo bene a fidarci ancora di te. Che ci fai qui? E perché col tuo vecchio camice da primario? Mi ha dato una mano con una paziente, la responsabilità è che succede? Era tranquillo, poi la frequenza cardiaca è schizzata. Ok, un ECG subito. Hai già avuto dolori come questi? Ogni mese, a volte con il ciclo. Ma loro non mi credono, dicono che è colpa mia. Chiedo di farti dare un antidolorifico. Scusa, Doc, ma adesso non possiamo proprio. Sei un medico strano, sai. Sono più malato che un medico. Che succede, dottore? Ma perché trema così? Forte, forte, forte. Quale antidolorifico? Non lo so, gliel'ha dato. Dovete chiedere a quel dottore, quello bello, gliel'ha dato lui. Però erano tutti impegnati con la tachicardia parossistica e allora le ho dato dell'Emidox, che è una cosa che avrebbe fatto Qualsiasi medico disinformato. Voglio dire che l'Emidox è stato ritirato dal mercato. È tossico. Hai messo a repentaglio la vita di una paziente ed esposto tutto l'ospedale al rischio di una causa milionaria. Poi le dimissioni saranno ufficializzate con una data successiva. Faccia tosta a farsi rivedere. Non dire niente, questo deficiente sta per beccarsi una... Sì, io risponderò per quello che ho fatto. Ma ora lei esci di qui. Hai una relazione con lui? È il marito di mia sorella. Non ho una relazione con lui e se ti azzardi a dire il contrario, giuro che dirò non solo del medicinale sbagliato, ma anche che mi hai molestato. Basta! Tu non ci hai insegnato a lavorare così.
Ora opereremo sua figlia e poi starà meglio. Non è endometriosi, o almeno non solo quella. Di che cosa stai parlando? Febbre, dolori così forti sono sintomo di qualcosa di più grave. Andrea, per favore. Porfiri. L'istinto suicida? Sofia è stata ricoverata per questo. Esatto. In caso di pazienti con problemi come la porfiria, il Lamidox può scatenare convulsioni nervose. Per verificarlo dovremo esporre un campione di urina al sole. Sta per iniziare l'operazione, però. Io e Andrea andiamo a recuperare un campione di urine. Qualcuno deve andare a fermare la Martelli. È porfiria. Ditemi, la paziente soffre di porfiria. L'intervento è annullato. Sono stata operata. No, l'intervento è stato annullato. Il tuo problema è la porfiria, una malattia curabile, senza bisogno di asportare le ovaie. E non soffrirò più? No. Ed è tutto merito del dottor Fanti. Se non ti avessi dato il Lamidox non avremmo capito di cosa soffri. Mi hai dato il Lamidox perché non hai pensato che fossi pazza? Hai creduto in me? Se qui dentro non credono in te, forse sono loro i pazzi. Andrea, potresti salire nell'ufficio? Arrivo. Stavo per rendere effettive le tue dimissioni, ma poi mi sono chiesta se fosse la cosa giusta. Perché non dovrebbe esserlo? Hai fatto un errore con Sofia. Ma grazie a questo errore lei oggi non ha dovuto subire un'asportazione inutile. Allora mi chiedo se forse dagli errori, anche i peggiori, non si possa imparare qualcosa. So solo che ti meriti ancora fiducia. E le mie dimissioni? Queste restano qui. Oggi ho rivisto il medico Carey.